Nonostante la pioggia e le avverse condizioni meteorologiche, domenica in piazza San Marco si sono registrate oltre 70.000 presenze, tutti sotto gli ombrelli col naso all'insù per assistere a uno degli appuntamenti clou del carnevale, il volo dell'Aquila, che quest'anno ha visto come protagonista Saturnino, uno dei più famosi bassisti italiani a livello internazionale, particolarmente amato dal pubblico giovane. Una novità quella di far planare un musicista. Per la prima volta da quando è stato istituito il secondo volo dal campanile, infatti, dopo quello tradizionale dell'angelo, non è stata una figura sportiva ad interpretare il rapace, ma un musicista uomo. Una scelta precisa, di innovazione, voluta espressamente dal direttore artistico della Kermesse. Non sono mancate le sorprese. Il bassista ascolano infatti ha voluto omaggiare il pubblico con una reinterpretazione dell'inno alla gioia di Beethoven. Volare dal campanile di San Marco è fantastico, un'esperienza indimenticabile che prima o poi dovrebbero fare tutti, ha commentato una volta raggiunta la piazza. Intanto a Mestre è andata in scena la 14ª edizione dello Svolo dell'Asino, nato qualche anno fa come garbata parodia di quello dell'Angelo e che piano piano è diventato una tradizione per la terraferma. La pattinatrice acrobatica padovana Silvia Zotto, vestita da Asinella, ha volteggiato con grazia sul ghiaccio.